metropoli che sta crescendo insieme a Padova e a Treviso. Si stanno moltiplicando i collegamenti di ogni tipo, materiali e immateriali, tra questi tre centri. È una grande metropoli policentrica, cioè non è una grande metropoli fatta da un centro e da un'infinita periferia, è una metropoli fatta da tanti centri e quindi è una bella metropoli che è sempre meglio infrastrutturata, che presenta grandi aree possibili di sviluppo soprattutto nel centro mestrino, nell'area mestrina, sia a Marghera che nel vallone Moranzani verso Malcontenta, sia nel quadrante Tessera, sia al Lido, perché anche nell'area storica, nell'area lagunare sono presenti grandi progetti di sviluppo, straordinari progetti di sviluppo per centinaia di milioni di euro, tutti privati. Quindi è un'area in pieno sviluppo, in piena trasformazione. Il museo è un elemento che qualifica questo sviluppo, lo qualifica culturalmente ed è un pezzo assolutamente essenziale del processo, del progetto di riqualificazione del centro di Mestre che stiamo perseguendo da anni, grazie anche all'allontanamento dell'ospedale all'area dell'Umberto I, ad altre aree, via Torino con l'università, via Ullò con residenza direzionale, eccetera, eccetera.